San Giovanni Gemini e Cammarata verso l'unificazione. Si sono conclusi i passaggi deliberativi previsti dalla legge per l'approvazione del progetto di fusione tra i due comuni della montagna, una fase propedeutica per poter dare avvio alle procedure di indizione del referendum. Gli atti amministrativi votati dai rispettivi consigli comunali il 7 e 8 novembre del 2017 e il 7 e 8 febbraio scorsi hanno sancito la netta e decisa volontà politico-istituzionale di voler coinvolgere nella scelta le rispettive comunità, chiamate ad esprimersi democraticamente per decidere il futuro dei due paesi. Entrambe le tornate consiliari, spiega Nino Margagliotta del coordinamento intercomunale per la fusione di Cammarata e San Giovanni Gemini, hanno rappresentato una prova di maturità politica in cui tutte le forze democratiche rappresentate nelle aule di riferimento per la prima volta nella storia delle due comunità hanno deciso di dare voce e potere ai cittadini. La documentazione verrà ora trasmessa a Palermo all'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per l'autorizzazione alla consultazione referendaria. Ci auguriamo, sottolinea Margagliotta, che tutto avvenga in tempi rapidi. Oggi si è raggiunto comunque un primo risultato di grande valore democratico, conclude Margagliotta. Il passo successivo è la creazione e la fondazione di un'unica grande città, che è la naturale e razionale conclusione di un processo che dal punto di vista fisico, culturale, economico e sociale è già in atto da tempo e che in molti ambiti risulta già compiuto.